Andiamo a leggere un passo della parola in Luca, capitolo 17, dal verso 11. Alleluia. Luca, capitolo 17, dal verso 11, leggeremo fino al verso 21. Amen. Se l'avete trovato inizio a leggere. Alleluia. A Dio la lode e la gloria. Amen. Nel recarsi a Gerusalemme, egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, egli disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E mentre andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra, ringraziandolo. E questo era un samaritano. Gesù rispondendo disse: i 10 non sono stati tutti purificati? E gli altri 9, dove sono? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà eccolo qui o eccolo là, perché ecco, il regno di Dio è dentro di voi. Fin qui la lettura della parola del Signore, accomodatevi. Alleluia. Questo brano che abbiamo letto ci parla di riconoscenza verso il Signore, verso l'opera che Egli ha fatto nella vita di ognuno di noi, e del rapporto che dal momento che abbiamo ricevuto dobbiamo instaurare con Lui. Alleluia. Nel recarsi a Gerusalemme, abbiamo letto, mentre egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, entrò in un certo villaggio, l'Evangelista Luca non lo menziona, e gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi. In quel tempo i lebbrosi non potevano avvicinarsi alle persone ed erano persone da tenere lontano, e che vuol dire morte, voleva dire avere a che fare con loro, era morte sicura. E anzi dovevano avere dei sonagli per avvertire che stavano passando, in modo che chi sentiva aveva la possibilità proprio di allontanarsi. Nessuno si avvicinava a queste persone. A queste persone un giorno incontrano Gesù. Erano a distanza, c'era distanza fra loro e Gesù, ma alzarono la voce. Alleluia. Alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Gloria al Signore. Amen. Alleluia. La lebbra rappresenta spiritualmente il peccato. È un tipo di malattia, la lebbra, che a poco corrode la carne.
la fa marcire. Gloria al Signore. E così è il peccato. Agisce poco a poco, ma porta sicuramente alla morte, e alla morte spirituale. In questi lebbrosi vogliamo vedere ciascuno di noi. Noi che eravamo lebbrosi, alleluia, un giorno abbiamo alzato la nostra voce al Signore, ma la voce del nostro cuore. Abbiamo detto: Signore Gesù, abbi pietà di me. Perché ci siamo riconosciuti bisognosi, peccatori, vicini alla morte. Gloria al Signore. E Gesù agisce, risponde a questo grido d'aiuto. Maestro, abbi pietà di noi. Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Vedutili, Gesù rivolge loro la sua parola. Non li guarisce subito, all'istante, ma rivolge a loro la sua parola. E questa parola è: andate a mostrarvi ai sacerdoti. Gloria al Signore. Mentre andavano, furono obbedienti, stavano andando a mostrarsi ai sacerdoti, credettero a quella parola. E il fatto che hanno creduto a quella parola di Gesù li ha portati a vedere in loro quel miracolo che speravano. Gloria al Signore. Difatti, l'Evangelista Luca ci dice che mentre andavano furono purificati, furono guariti. Mentre furono obbedienti a quella parola, furono purificati. Gloria a Dio. Amen. Alleluia, perché Gesù ha rivolto anche a noi la sua parola. Alleluia, che meravigliosa la parola di Dio. Alleluia. Ogni qualvolta la si ascolta produce vita. Alleluia. Siamo stati guariti, vero? Alleluia, non c'è più lebbra in noi, non c'è più il peccato, la conseguenza del peccato. Rimaniamo inclini al peccato. Siamo facili a cadere di nuovo nel peccato. Alleluia, abbiamo sempre bisogno del Signore. Abbiamo sempre bisogno di alzare la nostra voce al Signore. Abbiamo sempre bisogno di dirgli: Gesù, abbi pietà di me. Alleluia. Mentre andarono furono purificati, e tra questi 10 uno solo, leggiamo, uno solo di loro, vedendo che era stato guarito, non poté continuare per la strada che era solita intraprendere, ma sentì il bisogno di tornare indietro e cercare Gesù per ringraziarlo. E mentre tornava indietro cercando Gesù, lui glorificava Dio ad alta voce. Alleluia. Amen. Alleluia. Attenzione, questo è quello che è accaduto nella nostra vita. Dal momento che abbiamo ricevuto la salvezza, e il salario del peccato non è più nella nostra vita, ma abbiamo ricevuto il dono di Dio, amen, che è la vita eterna. Alleluia. E il nostro rapporto con Dio nasce proprio in quel momento. E come inizia il suo rapporto con Dio quest'uomo? Quando incontra Gesù, lo cerca, lo rivede, gli si getta i piedi, con la faccia a terra, e lo ringrazia. Questo deve essere il nostro rapporto con il Signore, perché non possiamo dimenticare quello che Egli ha fatto per noi. Amen. Alleluia. Stava ai piedi del Signore, si gettò ai Suoi piedi. Ecco, questo deve essere il nostro rapporto con Gesù, stare ai Suoi piedi. Amen. Alleluia. E questo, dice, non era un ebreo, un giudeo,
La scrittura ci dice era un samaritano. C'era uno di quel popolo, proprio nemico storico degli ebrei, i samaritani. E anche noi eravamo nemici di Dio. Ma siamo diventati amici del Signore. Alleluia, alleluia. Essere grati a Dio è qualcosa che è doveroso. Non dimenticare quello che abbiamo ricevuto è qualcosa che deve far parte della nostra vita. Spesso si dimentica. E i 10, dice Gesù, non sono stati tutti purificati. Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia tornato per dare gloria a Dio, tranne questo straniero. Alleluia, sono pochi, veramente pochi, quelli che riescono a vivere ai piedi di Cristo. Sono molti che vivono per sentire sporadicamente e in certi momenti particolari la parola del Signore. Beh, quando vado in chiesa, va. Viviamo purtroppo in questi tempi dove c'è tanta freddezza e dove ci si accontenta di qualche cantico e di un quarto d'ora di preghiera e di una meditazione della parola di Dio una volta ogni tanto. Ma noi siamo chiamati a vivere sempre ai piedi di Cristo. Amen. Vivere ai piedi di Cristo è tutt'altra cosa. Amen. Amen. Dobbiamo imparare cosa vuol dire stare ai piedi di Cristo. Alleluia. Si impara tante cose ai piedi di Cristo. Intanto si ha la possibilità di adorarlo, di ammirarlo, di contemplarlo. Amen. Amen. E si ha la possibilità di vedere bene come siamo noi, quello che eravamo e quello che siamo. E tutto questo succede ai piedi di Cristo. Amen. Alleluia. Si impara cosa vuol dire servire il Signore. Si impara cosa vuol dire ubbidire alla voce di Cristo. Si impara la bellezza di stare in preghiera, in adorazione. Non badare al tempo che scorre, ma stare proprio ad assaporare la bellezza della preghiera. Che quando preghiamo siamo sincronizzati con il cielo. Amen. Amen? Alleluia. E dal cielo scende la benedizione. Alleluia. Dal cielo scende l'approvazione di Dio. Alleluia. A quest'uomo Gesù dice: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Alleluia. Ma non era stato guarito? Sì, amen. Ma ha avuto bisogno ancora di qualcos'altro, oltre alla guarigione fisica, qualcosa che è spirituale, la salvezza. Possiamo anche essere guariti, possiamo ricevere un miracolo da parte del Signore, come i 9 che l'hanno ricevuto, ma possiamo fare molto di più. Possiamo anche ricevere non solo la guarigione fisica, ma la certezza della salvezza. Ed è un qualcosa che nessuno ci potrà dare, è qualcosa che noi non potremo mai comprare da nessuno. Questo è un dono di Dio. Alleluia. Quell'uomo, ascoltando quelle parole, alzati e va, la tua fede ti ha salvato, ha avuto conferma della vita eterna. Amen. Gloria al Signore, alleluia. Questa è un'opera meravigliosa che quell'unico ex leproso ha potuto sperimentare. Gli altri 9 hanno sperimentato solo
la guarigione fisica. Alleluia. Alleluia, noi vogliamo sperimentare in modo completo la grazia di Dio. Amen. Non quello che è in modo superficiale o le prime cose, ma vogliamo addentrarci completamente nella piena conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Alleluia. Poi abbiamo letto che è interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, perché Gesù annunciava il regno di Dio, no? E lui risponde a questa domanda dicendo: il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi. Il regno di Dio era lì in quel momento. Il cielo è sceso, la grazia di Dio, l'amore di Dio è sceso dagli uomini. Dio stesso, tutto il suo regno, tutta la sua gloria era lì, in Gesù. E Gesù non è venuto in modo da attirare gli sguardi, vero? Anzi, Isaia dice che non aveva bellezza alcuna da attirare il nostro sguardo. Non lo so. Se era brutto, non lo so. So che era bello comunque. La sua bellezza era nei suoi gesti, nel modo di fare, nel parlare. Era pieno di grazie. Alleluia. Il regno di Dio non viene in maniera da attirare gli sguardi, né si dirà: è qui il regno di Dio. No, è là. C'è questa manifestazione, quest'altra manifestazione. Il regno di Dio è dentro di voi. Un'altra traduzione dice: il regno di Dio è fra voi. Amen. Abbiamo cantato: Gesù è qui e si muove tra di noi. Alleluia. Gloria al Signore. Il Signore può manifestarsi nella nostra piccola comunità, come si può manifestare allo stesso modo in una grande comunità. Io ci credo, perché il regno di Dio non viene per attirare gli sguardi, altrimenti tutti andranno nella grande comunità. C'è una grande benedizione in quella chiesa. Amen. Ma c'è anche quando 2 o 3 si radunano nel nome di Gesù. È lo stesso Signore, ve lo assicuro. Come invocano là il Signore, lo invochiamo noi. È lo stesso Gesù. Perché il regno di Dio non attira gli sguardi. Lui ci onora con la sua presenza. Gesù è qui ed è in mezzo a noi. Amen. Alleluia. Vogliamo ringraziare il Signore stando ancora in preghiera e adorandolo insieme e dicendo ancora: grazie Signore, perché come quel lebbroso anch'io sono stato purificato dal tuo prezioso sangue.